Il governo definisce delle regole che valgono per gli altri e non valgono per lui. La ricorrenza si trasforma nel grido d'aiuto degli enti locali, grido d'aiuto rinforzato da polemiche sempre più infuocate. Comune, provincia e regione non le mandano a dire a quel governo ormai lontanissimo e l'obiettivo è uno solo, il patto di stabilità che strangola le amministrazioni a tutti i livelli. A Venezia si celebrano i 150 anni della Corte dei Conti. Contenere la spesa pubblica è da un anno l'imperativo di Palazzo Chigi. Una spesa intelligente deve essere sempre un po' rigorosa, non può essere una spesa al di fuori di confini etici anche soprattutto, e finanziari e morali. Ma da Venezia arriva un'analisi impietosa. Il patto di stabilità è una farsa che danneggia le realtà virtuose, dicono gli amministratori. L'Europa ci ha sempre detto vogliamo il pareggio di bilancio. Il Veneto ha il pareggio di bilancio, tutti i comuni non conoscono il disavanzo. Roma, nel momento in cui ha guardato i conti delle comunità nazionali, si è resa conto che se avesse imposto il pareggio di bilancio avrebbe avuto un sacco di realtà fallite, tecnicamente fallite. E allora si è inventato il patto di stabilità. Intanto la provincia ha un contenzioso giudiziario con Roma, avanza 44 milioni di euro di trasferimenti. Credo che sia inammissibile che ci siano delle amministrazioni come la nostra provincia, che è una provincia virtuosa, che rischia di non esserlo, di non rispettare il patto di stabilità, semplicemente perché i soldi che avanzano non gli vengono resi. Battaglia sempre più aperta a costo di mettere in atto un'azione da mesi paventata, la disobbedienza fiscale. Non può continuare il governo a non dare soldi dei trasferimenti, obbligarci ad erogare dei servizi e per di più obbligarci a rispettare il patto di stabilità, pena le sanzioni a carico degli amministratori. Cioè, siamo proprio al paradosso, alla follia.